Coffee Show Latte Art è il nome della manifestazione dell'evento. Allora, siamo con Gaetano Bongiovanni, che è l'organizzatore qui a Siracusa di questo Coffee Show Latte Art, che poi è una tappa del campionato italiano che poi si svolgerà anche a Rimini. A che punto sono i preparativi? Ormai fervono visto che si svolge domenica. Sì, siamo già in fase di allestimento, come dicevi siamo alla terza edizione, stiamo allestendo tutto per la tappa a Siracusa del campionato nazionale di Latte Art. Siamo stati accreditati a ACI Biscay proprio per organizzare questa tappa. Spieghiamo brevemente di cosa si tratta. Latte art consiste in sostanza nella creazione dei cappuccini tutti decorati. Ci sono due possibilità: di crearli a mano libera oppure direttamente con l'ausilio di alcune attrezzature, dei pennini particolari oppure con altre attrezzature per fare altri disegni particolari, che può sicuramente dare maggiori delucidazioni a Andrea Antonelli, che è qua. Infatti qui abbiamo un campione italiano di questo tipo di, possiamo dire un'arte vera e propria, insomma ci mettete del tempo a curare anche il cappuccino. Sì, è un'arte, decorare i cappuccini lo si fa da ormai un ventennio e più, direi, e quest'anno a Siracusa abbiamo voluto portare, come diceva Gaetano, la prima tappa del campionato italiano ufficiale Latte Art. Quanto tempo ci perdi tu ad allenarti? Io è dal 2011 che non faccio più gare, ma un allenamento per un campionato italiano può durare dai 4 ai 6 mesi, 2 o 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, consecutive. Quindi una cosa molto seria, comunque ci saranno anche delle manifestazioni collaterali. Sì, ricordiamo infatti che al campionato il vincitore della tappa di Siracusa parteciperà alla finale al SIGEP a Rimini nel 2014 e annessa a questo evento è una kermesse tutta dedicata al settore enogastronomico, perché ci sono eventi nell'eventi, nel senso che ci sono tutte le associazioni di settore di categoria enogastronomica, quindi dei sommelier, dell'associazione anche dei maître, che prepareranno dei piatti tutti al tema del caffè, quindi dai primi piatti alla Martinica, le penne alla Martinica con limone e caffè. Ci saranno delle pasticcerie che faranno tutti i dolci a base di caffè, c'è la scuola, c'è l'Accademia Italiana proveniente da Catania che è di pizzaioli acrobatici.